Cosa si rischia di infrangere le regole? Sambuca da domani non è più zona rossa, da Agrigento piccole strategie per scuole e mercatino settimanale. Procura riesuma cadavere del migrante scappato da Villa Sicani e poi morto. Fino ad ora l'unico accusato di omicidio stradale è un giovane ragazzo, ma si indaga su eventuali percosse degli agenti di polizia. 10 grammi di crack in macchina, arrestato un 44enne agrigentino disoccupato. Si ferma anche il calcio, dalle eccellenze in giù stop ai campionati fino al 3 dicembre. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione, al via da oggi ad Agrigento con i tamponi per insegnanti e studenti del Politi. L'esame viene svolto all'Istituto Foderà, nessun obbligo ma solo volontari. L'iniziativa voluta dal sindaco Franco Miccichè e dal suo assessore al ramo Giovanni Vaccaro è stata subito sposata dall'ASP, il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Al via stamani gli screening da diagnosi di Covid-19, meglio conosciuti come tamponi rapidi, che nel giro di una decina di minuti attesta se sei positivo o no al coronavirus. L'iniziativa di oggi si è svolta all'Istituto Foderà, è stata riservata agli alunni e agli insegnanti del liceo Politi, che volontariamente si sono sottoposti al test, e sono circa 300. A organizzarlo è stata l'amministrazione comunale dell'ASP 1 di Agrigento, con l'assessore comunale alla sanità Giovanni Vaccaro, di concerto con il sindaco Franco Miccichè, il direttore del dipartimento dell'ASP Vittorio Spotto e la fattiva collaborazione della Croce Rossa Italiana e dell'Associazione di Volontari Gise di Agrigento. Un'iniziativa che abbiamo fortemente voluto con il sindaco Miccichè, in accordo naturalmente con l'ASP di Agrigento, in riferimento anche alla circolare ministeriale di fine settembre che prevede lo screening nelle scuole utilizzando i tamponi antigenici. I tamponi antigenici sono quei tamponi nasofaringei validati rapidi che nel giro di 15 minuti possono riscontrare un paziente eventualmente positivo e quindi fare diagnosi di Covid-19. Oggi è il primo giorno, la giornata continuerà domani e tamponeremo circa 350 volontari. Abbiamo voluto evitare di utilizzare la modalità drive-in per problemi di traffico, ma la modalità drive-in sicuramente sarà utilizzata nei prossimi giorni. Dobbiamo solo individuare insieme al sindaco un luogo idoneo in modo da screenare più gente, più cittadini possibili. L'iniziativa oggi è dedicata solo agli studenti e ai docenti, ma solo del Polito o anche altre scuole negli altri giorni che vogliono farlo? No, oggi solo del Politi, proprio perché essendo la prima volta abbiamo voluto scegliere loro, proprio perché nel Politi ci sono stati i primi casi di positività, quindi oggi è dedicata agli studenti del Politi, i prossimi giorni sarà estesa a gran parte della popolazione. Ma sempre qui? No, credo che faremo il drive-in e dobbiamo scegliere se zona industriale o un altro luogo, stiamo valutando con il sindaco la logistica. Quindi il drive-in partirà, possiamo darlo ufficialmente, e quali saranno i criteri per cui uno vi può accedere? Allora, il drive-in partirà, speriamo al più presto, dobbiamo anche stabilire i criteri perché è ovvio che non possiamo andare a tamponare tutta la popolazione, dobbiamo individuare le fasce più fragili, i pazienti che magari hanno più comorbidità e quindi stabilire poi un programma di screening. I tamponi sono tanti, per fare un po' di chiarezza, voi che tipo di tamponi state facendo e che risposte darete, l'esito mi riferisco? Allora, intanto noi stiamo facendo i tamponi rapidi, per cui nel giro di qualche minuto avremo una specificità della veridicità eventuale della positività avvenuta. Noi ci auguriamo di trovare tutti negativi, come fino a questo momento sta avvenendo, dopodiché se dovesse esserci qualche positivo si passa al tampone molecolare, quello che prevede una procedura attraverso apparecchiatura, è un po' più articolata, con un tempo diverso, per andare a identificare proprio il genoma, l'RNA del coronavirus 19, del Covid-19. Poi ci occupiamo anche dei serologici, che sono i test rapidi, che a differenza dei tamponi non ci dicono soltanto il virus c'è, ma ci dicono anche se il virus c'è stato.
Continuerete anche altri giorni con le altre scuole? Sì, assolutamente sì, a questo ci pensa il nostro direttore della prevenzione, il dottore Vittorio Spotto, ad organizzare, e la dottoressa Girolama Bosco dell'epidemiologia a gestire qualcosa, credetemi, veramente difficile da gestire, ma ci stiamo riuscendo. Devo dire che c'è stata molta partecipazione, registriamo in questo momento la totale negatività dei colleghi che già si sono sottoposti al tampone e degli alunni che si sono sottoposti al tampone, questo ci fa ben sperare. Ritengo che sia da attenzionare sempre questo momento storico con iniziative capaci di aggregare, di far discutere, di far approfondire con un dibattito serio, maturo, scientificamente supportato, grazie anche alla presenza dei medici e degli infermieri, per poter determinare atteggiamenti positivi a salvaguardia della salute di tutti. Tra l'altro il vostro istituto è stato il primo che è stato chiuso, decimato da tanti casi perché ragazzi insomma provenivano da fuori, c'era un miscuglio di contatti e quindi è stato il primo, diciamo, a soffrire l'epidemia. I contagi non sono stati tantissimi, ma i protocolli impongono ristrettezza ed è giusto che sia così. Sta dando istruzioni ai ragazzi qui come fare? Sto dando istruzioni su come fare i tamponi rapidi per il Covid-19 agli studenti e agli insegnanti. Il sindaco di Agrigento, dottor Miccichè, in un suo videomessaggio interviene sui nuovi casi Covid che si sono verificati in città ultimamente, e sono 3, di cui uno guarito, e in totale 51 casi verificatosi fino ad ora. Il sindaco inoltre ringrazia i cittadini per come si sono comportati durante il mercatino del venerdì nella massima sicurezza, rispettando le norme relative. Miccichè interviene ancora sull'ordinanza relativamente al divieto di assembramento di domenica a San Leone. Mi sono appena pervenuti i dati da parte dell'ASP di Agrigento. Oggi abbiamo avuto 3 nuovi casi di positività, un caso di guarigione, quindi in totale abbiamo 51 casi positivi. C'è un lieve aumento, però devo dire che Agrigento tiene bene rispetto al resto della provincia, dove l'aumento è quasi esponenziale. Per quanto riguarda la somministrazione dei tamponi, verrà effettuata la somministrazione presso il plesso Foderà a studenti, docenti e personale ATA. Per quanto riguarda invece il mercatino del Verdi, colgo l'occasione per fare i complimenti a tutta la cittadinanza di Agrigento perché ha dimostrato un alto senso di responsabilità. Oggi infatti non ci sono stati assembramenti, tutta l'utenza era con le mascherine, il personale di controllo e di prevenzione sia della polizia locale, della protezione civile, della Croce Rossa, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno effettuato un ottimo controllo anche con misurazione della temperatura con termoscanner. Quindi ripeto, grazie a tutta la cittadinanza di Agrigento, perché ha dimostrato un alto senso di responsabilità. Per quanto riguarda l'ordinanza della domenica col divieto di assembramento del lungomare di San Leone, voglio ribadire che non si tratta di una chiusura del lungomare, come ancora continua a divulgare questa notizia sui social, e non capisco perché l'ordinanza è chiara. Sul lungomare di San Leone si può fare di tutto, si può passeggiare, si può fare sport, non si può fare assembramento, ma non sono io che lo dico, lo dice il governo nazionale. E io soltanto ho ribadito questa norma per ricordare a tutti gli agrigentini che bisogna rispettarla. E anche perché a San Leone, lungomare, piazzale Giglia e all'inizio del lungomare, piazzetta Caratozzolo, ci sono dei momenti dove gli assembramenti sono frequenti, specie all'inizio del lungomare, dove sul marciapiede stazionano ogni domenica degli ambulanti abusivi, venditori di merce contraffatta, e che
finalmente forse ne possiamo debellare o meglio controllare la presenza. Chi non rispetta le regole del nuovo DPCM rischia multe e rischia il carcere. In Sicilia, che è area arancione, è vietato spostarsi in entrata e in uscita da una regione all'altra e da un comune all'altro, salvo motivi di lavoro, studio, salute, necessità e per usufruire dei servizi e attività non disponibili nel comune di residenza. In queste regioni chiudono dunque bar e ristorante 7 giorni su 7, ma possono operare per l'asporto fino alle 22. Non ci sono restrizioni per la consegna a domicilio. Chi non avrà un valido motivo per circolare potrà infatti incorrere in una sanzione da 280 euro che può arrivare a 560 in caso di recidiva. Per chi viola la quarantena è prevista invece la denuncia penale con l'arresto da 3 a 18 mesi, a cui si aggiunge una multa che può andare da 500 a 5.000 euro. E da domani Sambuca di Sicilia non sarà più zona rossa. Vediamo il messaggio del sindaco Leo Ciaccio. Cari concittadini, buongiorno. Volevo comunicarvi che questa sera alle ore 24 cesserà l'effetto dell'ordinanza numero 46 del Presidente della Regione che ci ha classificato zona rossa. Da domani vigeranno le restrizioni dell'ultimo DPCM che ci classifica zona arancione come Regione Sicilia. Abbiamo attraversato un momento difficile, sia sotto il profilo sanitario, ma anche sotto il profilo economico. Noi abbiamo fatto la nostra parte. Ora spetta allo Stato e alla Regione fare la loro. In questi giorni non ci siamo risparmiati, ma per fortuna i nostri sacrifici stanno portando a dei risultati. Non abbassiamo la guardia. Facciamo attenzione, questo virus non guarda in faccia a nessuno. L'unica preoccupazione che ci rimane è che lunedì riaprono le scuole. Naturalmente il sindaco non può intervenire, ci è stato espressamente vietato con ordinanza del Presidente della Regione e con ordinanza del Ministero della Salute. Comunque invito il dirigente scolastico, il consiglio d'istituto, a chiedere il tampone molecolare agli insegnanti che provengono da altro comune, proprio per monitorare la situazione epidemiologica e non rendere vano i sacrifici che si sono fatti fino ad ora. L'aspetto positivo è che comunque i nostri ragazzi e i nostri insegnanti hanno fatto 24 giorni di quarantena perché la scuola è chiusa dal giorno 15 ottobre. Un'altra cosa che penso sia necessario fare arrivato a questo punto è il riepilogo della situazione Covid nel nostro comune. Abbiamo avuto delle difficoltà di comunicazione con l'ASP, ma questo è comprensibile. Noi abbiamo attualmente 34 soggetti positivi in isolamento domiciliare. Una persona ricoverata all'ospedale di Agrigento, 2 ricoverati all'ospedale di Biancavilla, 1 ricoverato all'ospedale di Caltanissetta, una persona ricoverata all'ospedale di Partinico, 2 persone ricoverate all'ospedale di Sciacca. Inoltre 13 anziani ricoverate all'RSA di Sciacca, 2 all'RSA di Ribera. Il dato più triste: si registrano 10 decessi. Non sono tutti sambucesi, alcuni erano ospiti della casa di riposo, ma provenienti da altri comuni. Abbiamo avuto notificato 53 guariti. Inoltre ci sono altri 8 guariti già avvisati dall'ASP che verranno comunicati probabilmente oggi. Quindi complessivamente abbiamo la certezza di 61 guariti e 60 contagiati e 10 deceduti. Un'altra cosa che volevo fare, considerato che queste 3 settimane abbiamo condiviso questo particolare momento con le istituzioni del territorio, volevo ringraziare Sua Eccellenza il Prefetto, il Questore, le Forze dell'Ordine, i volontari della Protezione Civile e i Rangers, il direttore dell'ASP, il commissario dell'ASP e tutti i medici, il dottore responsabile dell'ospedale di Sciacca,
e tutti i medici che in questi giorni particolari sono stati disponibili e ci hanno aiutato. Grazie però principalmente va detto a voi che con la vostra pazienza e collaborazione avete dimostrato di essere una grande comunità. Grazie. Sambuca è la città della bellezza e della cultura. Queste caratteristiche ci hanno permesso e ci permetteranno sempre di affrontare e superare tutte le difficoltà. Noi ci siamo stati e ci saremo. Questa comunità andrà avanti e parleremo in futuro, mi auguro, di cose belle e non più di questi momenti particolari. 3 sbarchi per un totale di 248 migranti di varie nazionalità si sono verificati la scorsa notte a Lampedusa dallo spot di Contrada Imbriacola, dove all'alba si è arrivati a 1413 ospiti. Proseguono intanto i trasferimenti verso la nave quarantena Rhapsody, che è ormeggiata a Cala Pisana. Il primo gommone, con a bordo 80 migranti, fra cui 14 donne e 3 minori, poco dopo la mezzanotte è arrivato direttamente al molo commerciale. A bloccare i migranti sono stati i finanzieri della tenenza di Lampedusa. All'alba a Cala Pisana sono stati intercettati 14 tunisini, fra cui 4 minori. Le fiamme gialle hanno sequestrato anche il barchino di 5 metri. Poco dopo, a 3 miglia da Lampedusa, è stato avvistato da una motovedetta della Guardia di Finanza un barcone di 14 metri con a bordo 156 migranti di varie nazionalità. Il migrante morto dopo la fuga da Villa Sicani è stato picchiato. La procura dispone un'autopsia per scoprirlo. I PM ordinano la riesumazione della salma per procedere all'accertamento medico. C'è il servizio. Il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, e il pubblico ministero Chiarabisso hanno disposto la riesumazione della salma per procedere all'autopsia del migrante eritreo Syed Anwar, 20 anni, investito e ucciso da un'auto nella notte fra il 3 e il 4 settembre dopo essere fuggito dal centro migranti di Villa Sicania a Siculiana. L'ipotesi sulla quale indagare, come sollecitato dall'avvocato Leonardo Marino, legale dello zio del ragazzo che nel procedimento si è costituito parte offesa, è che il migrante possa essere stato colpito con calci, pugni o manganelli da parte della polizia e che magari la circostanza potrebbe avergli impedito di alzarsi in tempo ed evitare che l'auto lo investisse uccidendolo sul colpo. Al momento l'unico indagato per l'ipotesi di reato di omicidio stradale e fuga del conducente è il 34enne Alfonso Cumella di Realmonte. La procura gli contesta di non aver tenuto una condotta di guida prudente con particolare riferimento alla velocità. Cumella si è difeso e ha negato pure, in occasione dell'interrogatorio di convalida dell'arresto davanti al GIP Francesco Provenzano, di essere fuggito all'alto dei poliziotti che, sostiene l'accusa, gli avrebbero intimato di fermarsi, vedendo arrivare la Volkswagen Touareg ad alta velocità. I suoi difensori, gli avvocati Luigi Troia e Giacomo La Russa, hanno sostenuto che il migrante, come si evince dal video amatoriale agli atti dell'inchiesta, si trovava già a terra perché bloccato dagli agenti dopo la fuga e non era possibile in nessun modo evitare l'impatto. In relazione all'accusa di essere fuggito dopo lo schianto è stata prodotta una consulenza tecnica redatta dall'ingegnere Niccolò Vassallo che proverebbe l'incompatibilità della ricostruzione accusatoria con la dinamica dei fatti. La velocità con cui procedeva il mezzo, hanno detto i difensori, non superava i 70 km/h. A queste tesi si è aggiunta la richiesta del legale dello zio del ragazzo che chiede di accertare se ci sono altre concause legate al possibile uso eccessivo della forza da parte dei poliziotti intervenuti per bloccare la fuga. Gli agenti al momento sono parti offese perché hanno riportato delle lesioni nell'incidente. La procura ha deciso di vederci chiaro e disporre ulteriori accertamenti. Mercoledì pomeriggio sarà conferito l'incarico al medico legale Alberto Alongi. Sulla vicenda sono intervenuti gli avvocati Davide Ciccarello e Graziella Vella, difensori dei 3 poliziotti rimasti feriti nell'incidente. Gli agenti che assistiamo, scrivono, sono 3 servitori dello Stato che non hanno mai compiuto atti contrari ai loro doveri d'ufficio, che non sono mai stati raggiunti dal benché minimo sospetto in ordine alla lealtà, alla correttezza e alla professionalità mostrata nel corso della loro carriera. Stupisce la notizia secondo cui l'accertamento autoptico sia finalizzato ad accertare se la polizia abbia esercitato un uso eccessivo della forza. Desta inoltre particolare stupore che l'ipotesi sulla quale indagare è che il migrante possa essere stato colpito con calci, pugni o manganelli da parte della polizia. Nessun atto formale in cui si evince tale ipotesi è stato notificato. I 2 legali aggiungono: si tratta dunque di notizie che colpiscono duramente i 3 servitori dello Stato che peraltro dal tragico
tragico evento hanno subito anche gravi danni alla loro salute. I nostri assistiti, infine, sostengono con forza di aver agito nel pieno rispetto delle norme, con diligenza, correttezza e professionalità nell'espletamento delle loro funzioni e confidano pertanto nell'operato della magistratura, nei cui confronti nutrono la massima fiducia. Slittano le elezioni nei comuni sciolti per mafia. In Sicilia la consultazione avrebbe riguardato il 22 e 23 novembre Vittoria in provincia di Ragusa e San Biagio Platani in provincia di Agrigento. Il decreto legge del Consiglio dei Ministri stabilisce che a causa dell'emergenza Covid le nuove votazioni dovranno essere convocate dalla Regione entro il 31 marzo 2021. Controlli anti-Covid, i sindaci si arrendono, scendono in campo le prefetture perché il livello di difficoltà più alto nella nuova Sicilia arancione è il controllo dei confini inesistenti. Il servizio di Lello Casesa. Sindaci e prefetti saranno insieme in Sicilia a coordinare le attività di controllo con l'ausilio naturalmente delle forze dell'ordine. Il livello di difficoltà nelle zone arancioni è enorme ed i comuni non hanno adeguatamente fondi per garantire adeguati servizi durante la giornata e soprattutto durante le ore serali per evitare assembramenti. Gli amministratori, dichiara il segretario generale siciliano dell'Associazione Nazionale dei Comuni dell'ANCI Mario Emanuele Alvano, devono fare conti con organici dei vigili urbani ridotto all'osso e pochissimi fondi. I casi sono molti e vanno da Trapani ad Erice a Valderice, confini di Palermo con Villabate, Agrigento e i suoi territori, da quelli di Catania e confini di Milazzo e San Filippo del Mela e tanti altri ancora. Il governo regionale sta sbloccando un fondo per sostenere gli enti locali e far fronte alle numerose problematiche. Manca un solo passaggio tecnico, assicura l'assessore all'economia nonché vicepresidente Gaetano Armao, ma poi i comuni avranno tanti soldi come non ne hanno mai visti prima. Potranno servire ad esempio per finanziare gli straordinari, per la lotta agli abusivi, per vigilare sul rispetto delle prescrizioni per le zone arancioni, evitare assembramenti nelle zone della movida e davanti alle scuole vigilare sull'uso delle mascherine. Con la chiusura totale di tutti gli esercenti non ci sarà nessuna tolleranza per gli ambulanti. Saranno potenziati controlli sul territorio siciliano con controlli mirati a impedire gli spostamenti non necessari fra comuni limitrofi. Guardia di Finanza e Polizia Municipale verificheranno soprattutto il rispetto delle chiusure da parte di bar, ristoranti e pasticcerie e contrasteranno gli ambulanti abusivi. La maggior parte dei controlli avverrà nelle ore in cui non circolano i pendolari. Le verifiche saranno capillari soprattutto la sera in tutto il territorio siciliano e nelle città capoluogo. Il virus entra all'ARS e si insinua persino nella riunione della Commissione Sanità che ha ascoltato l'assessore alla sanità Ruggero Razza per presentare il suo piano di espansione della rete ospedaliera anti-Covid. Il deputato regionale di Italia Viva e sindaco di Brolo Pippo Laccoto, il risultato al tampone rapido positivo. Vediamo. Ho fatto un tampone rapido e sono risultato positivo. Il sindaco di Brolo e deputato regionale Pippo Laccoto, risultato positivo al test rapido per il coronavirus. A comunicare la notizia è stato lo stesso primo cittadino e parlamentare siciliano che rassicura la comunità riferendo di stare bene e non avere sintomi. In attesa del tampone molecolare, Laccoto rimarrà in autoisolamento, portando avanti da casa la sua attività politica all'ARS e al comune. Oggi una comunicazione mia personale. Questa mattina, anzi pochi minuti fa, ho fatto un tampone rapido e sono risultato positivo, per cui da questo momento sarò in autoisolamento fino a quando non avrò i risultati del tampone molecolare e secondo i canoni delle linee guida. Voglio rassicurarvi, intanto io sto bene, non ho nessun sintomo, però è giusto darvi questa notizia. Nel contempo seguirò da casa tutta la fase amministrativa, ma anche l'evolversi del coronavirus. Vi aggiornerò anche più tardi su tutte le comunicazioni che devo darvi e vi ringrazio per l'attenzione. Buona giornata. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto Ristori bis con il nuovo pacchetto di aiuti per le attività e le famiglie più colpite dalle nuove restrizioni anti-Covid. Lello Casesa.
Sono oltre 200.000 le imprese in Italia che stanno per ricevere i primi bonifici da parte del governo Conte, che in nottata ha approvato il decreto Ristori bis, prevedendo un ulteriore incremento di 2,5 miliardi. Dopo gli incontri con le forze di maggioranza, il Presidente del Consiglio ha fatto quadrato e durante la notte ha approvato il decreto per quasi 1 miliardo, spiegando che i soldi arriveranno sui conti correnti delle aziende già da lunedì, martedì, in tempi assolutamente record. Le rimanenti aziende, circa 140.000, dovranno presentare istanza per avere accesso ai contributi previsti per avere fondi entro i primi 15 giorni di dicembre. In una fase così critica della nostra storia, dare un aiuto concreto e immediato a chi è in difficoltà è necessario per proteggere il nostro presente e il nostro futuro, commenta il Premier Giuseppe Conte. È un impegno che ho preso di fronte a tutto il Paese, a tutti i cittadini italiani. In queste ore stiamo finalizzando il decreto Ristori bis, con cui rafforziamo la rete di protezione e di sostegno per tutte le attività economiche che si trovano nelle zone a maggior rischio. Dobbiamo fare tutto ciò che è necessario con rapidità ed efficacia per uscire tutti insieme dalla crisi al più presto. Il decreto Ristori bis divide l'Italia in 3 zone: rossa, arancione e gialla. Al suo interno ci sono i ristori rafforzati per le imprese delle zone rosse ed arancioni. Nello specifico si prevedono anche bonus babysitter e concedi, un nuovo bonus babysitter da 1.000 euro con particolari condizioni di accesso e il congedo parentale straordinario al 50% dello stipendio per i genitori di ragazzi delle scuole medie in DAD, fin tanto che le scuole restano chiuse e, se non è possibile, lo smart working. La lista delle attività economiche da ristorare verrà ampliata con altre categorie fortemente penalizzate, come negozi di abbigliamento, di elettrodomestici, sex shop, ambulanti, estetisti ed altro ancora. Prevista altresì una sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privato con sede operativa nei territori interessati delle zone restrittive. In arrivo anche 340 milioni per il mese di dicembre. L'esonero servirà a garantire il versamento dei contributi previdenziali alle imprese che appartengono alle filiere agricole, della pesca, dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e di birra. Il decreto prevede inoltre l'arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari. Le domande di arruolamento possono essere presentate entro il termine di 10 giorni dopo la pubblicazione sul portale del sito del Ministero della Difesa e sono definite entro i successivi 20 giorni. Stiamo provando questo asporto, anche se vedo una cosa sbagliatissima, perché ci sono tantissimi negozi aperti, negozi di abbigliamento dove per mettersi un vestito ci vuole mezz'ora, un'ora per provarsi, mentre qua era giusto fare pure 2 alla volta, era tranquillissimo, e andare avanti così come prima. C'è il rischio concreto che queste misure non portino a nulla, perché, come dice lei, c'è tanta mobilità in giro, quindi il problema è soltanto legato ai bar e ai ristoranti. Sì, infatti questa è la mia rabbia, che hanno legato tutto al bar, ristorante, alla ristorazione, e non credo che ce la possiamo fare. Poi non capisco neanche la parola sport per un bar, cioè dare un caffè, un cliente che viene a prendersi il caffè, lo dovrebbe prendersene da portarlo. Dove lo beve questo caffè? Nelle vicinanze non si può, perciò siamo più penalizzati ancora e facciamo più assembramento davanti le porte, secondo il mio parere. Aiuti da parte dello Stato, cosa dovrebbe arrivare per voi? Per noi almeno sia giusto che ci arrivi qualcosa come promesso dal ministro Gualtieri, che ha detto che adesso raddoppierà le 600 euro, porterà qualcosa in più, giusto per poter pagare qualcosina di spese, che sono tantissime, operai, luce, affitti e varie cose. Ho dovuto già licenziare una persona, ma non proprio licenziare, meno male che era in periodo di prova, perciò allora l'ho potuto fare e dico: guarda, non venire più, il periodo di prova è finito. Nel DPCM è prevista questa possibilità dell'asporto e della consegna a domicilio, ma per un'attività come quella del bar probabilmente incide poco ai fini dei guadagni, sì. Perché il bello del caffè è proprio andare e socializzare, prendere un caffè attorno al tavolo. Sì, perché il caffè è un qualcosa di richiamo, un qualcosa di poter stare insieme alle persone. C'è lo smart work, che è benedetto per chi non lavora all'ufficio, però lì ci sono 200-250 persone. L'indotto si arriva sui 1000 persone, il 40% venivano qua. Perciò significa che noi solo con quelle persone noi andavamo avanti questo bar, ma era nato per questo. L'affitto non ce la fa, è inutile, anche perché poi
2.700 euro pesano tantissimo. Per quanto possiamo riuscire ad andare avanti, speriamo che la situazione migliori il più presto possibile, perché sicuramente non fa comodo a molti. Sicuramente stiamo cercando di andare avanti così, non sappiamo per quanto, però le strade sono queste. Adesso lo smart working, il personale nell'ufficio è dimezzato, quindi anche le persone chiaramente nella pausa pranzo sono di meno, c'è meno movimento in giro e speriamo che possiamo continuare così. Sicuramente è meglio del lockdown totale di marzo, però sicuramente non è una situazione che possiamo andare avanti. Più che altro la cosa che mi lascia basito è come in Campania, che era una zona praticamente rossa, noi eravamo verdi, siamo diventati adesso noi gli arancioni e loro gialli. Questo fa molta rabbia sia a me che a altri miei colleghi con attività. Ad Agrigento i carabinieri hanno arrestato ai domiciliari in flagranza di reato un uomo di 44 anni, GS, queste sono le iniziali del nome, disoccupato, sorpreso in possesso di 10 grammi di crack, un derivato della cocaina. Nel corso della perquisizione personale nella sua automobile sono state scoperte e sequestrate 10 pillole. L'uomo risponderà all'autorità giudiziaria di detenzione di droga ai fini di spaccio. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Super bonus 110%, si inaugura lunedì 9 novembre ad Agrigento uno dei primi cantieri italiani. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Si trova a Monserrato, ad Agrigento, in piazza Pantelleria, uno dei primi cantieri italiani interamente finanziati dal super bonus 110%. È un immobile condominiale costruito negli anni '80 e che da tempo necessitava di manutenzioni, che adesso grazie al decreto bilancio beneficerà in maniera gratuita di lavori di efficientamento energetico che, oltre a riqualificare i prospetti condominiali, comprendono la sostituzione degli infissi, delle porte d'ingresso, delle caldaie e la messa in opera ex novo dell'impianto fotovoltaico solare termico. Al via finalmente, lo possiamo dire, il giorno 9 faremo questo simbolico taglio del nastro in uno dei primi cantieri italiani, probabilmente il primo nel centro-sud. È un condominio di Agrigento, di Monserrato, costruito negli anni '80 che aveva bisogno di manutenzioni come tanti immobili della nostra città e che grazie a questo decreto rilancio possono essere effettuati in maniera totalmente gratuita. Grande soddisfazione da parte del nostro studio, che da diversi anni si occupa di efficientamento energetico degli edifici, che con difficoltà si è fatto strada appunto tra i condomini che molto diffidenti difficilmente conferivano gli incarichi per le progettazioni. Talmente diffidenti, racconto un aneddoto, che un condomino, mentre stavamo approntando il cantiere proprio ieri, faceva la fotografia al cantiere e chiedeva se davvero stavamo facendo i lavori gratis. Quindi veramente c'è molta diffidenza, ce ne rendiamo conto, però non possiamo farci sfuggire questa occasione per la possibilità appunto di mettere in moto l'economia agrigentina e italiana, per cui questo mio intervento vuole essere anche uno sprono da parte mia nei confronti degli amministratori, degli amministrati e dei colleghi, per fare in modo che si possano realizzare tantissimi immobili, tantissimo efficientamento negli immobili condominiali. Qual è il beneficio che ne avranno i condomini? Ma i condomini avranno un beneficio in termini di comfort abitativo, perché andremo a rifare il cappotto esterno dell'edificio, andremo a mettere l'impianto fotovoltaico, l'impianto solare termico, saranno sostituiti tutti gli infissi, sarà sostituita anche la caldaia con caldaia a condensazione, saranno sostituite le porte d'ingresso degli edifici con porte blindate coibendate per evitare scambio termico tra l'esterno e l'interno. Insomma, tantissimo comfort, ma soprattutto tantissimo risparmio, perché se gli stessi lavori si dovessero pagare materialmente costerebbero quasi 60-70 mila euro a testa. Capite che parliamo di cifre che difficilmente una famiglia oggi soprattutto si può permettere, per cui insomma si mette in moto davvero l'economia italiana. Oggi è un giorno importantissimo perché ad Agrigento inizia il primo lavoro e intervento di efficientamento del sud Italia. Questo per noi, per il mio staff, per il mio studio è un giorno importante, ma lo è soprattutto per i miei amministrati, perché avranno il proprio stabile, ristrutturato, efficientato senza uscire un soldo, e nessuno ci crede, nessuno ci credeva fino ad
a oggi, ma non è un sogno, ma è una realtà, cioè poter efficientare il proprio stabile senza uscire soldi. In questo condominio già da diversi anni c'era in progetto di ristrutturare l'immobile e i condomini avevano già uscito 84.000 euro per ristrutturare soltanto 2 facciate. Ieri ho fatto un grandissimo regalo ai miei condomini, l'altro ieri lo studio ha restituito 84.000 euro ai condomini, perché non c'è assolutamente necessità di spendere un euro per fare dei lavori che a oggi costeranno più di 600.000 euro e contribuiranno ad migliorare il patrimonio immobiliare. Ma è un giorno importante non soltanto per i miei amministrati, è un giorno importante perché se vi immaginate iniziamo a ristrutturare tutti i nostri immobili laddove è possibile, significa fare ripartire l'economia, i tecnici che lavoreranno, le imprese che lavoreranno, gli operai che lavoreranno, quindi è un'iniziativa importantissima del governo, un'iniziativa che consentirà il risparmio ed la ripartenza dell'economia. L'Ordine degli Ingegneri di Agrigento ha incontrato il sindaco Franco Miccichè insieme a 2 assessori, Gerlando Principato e Antonino Costanza Scinta, con deleghe connesse a infrastrutture, viabilità e lavori pubblici. Gli ingegneri hanno invocato più concentrazione per quanto riguarda le scelte politiche di programmazione territoriale, maggiore efficienza degli uffici, più certezza delle procedure e più dialogo. Vediamo. Noi intanto abbiamo ricevuto con gioia la visita del sindaco di Agrigento. Ci tenevamo perché vogliamo essere protagonisti nella vita politica di questo comune, come tecnici ovviamente. E noi crediamo che le potenzialità della città di Agrigento siano enormi e noi possiamo dare un forte contributo. Più che richieste, stasera è stato un primo incontro interlocutorio dove noi abbiamo dato la disponibilità a collaborare con l'amministrazione nel settore che ci riguarda, che è poi il settore dei lavori pubblici e dell'urbanistica. Auspichiamo quindi che ci possa essere un tavolo tecnico insieme all'amministrazione, all'ordine degli ingegneri, ma anche la rete delle professioni, quindi gli architetti, i geologi e tutte le altre professioni e coloro che si affacciano alla professione tecnica di questa città. Quindi massima disponibilità da parte nostra. Sono stati toccati alcuni temi che riguardano la sanatoria edilizia, dove gli ingegneri possono essere protagonisti nello snellimento delle procedure e nel portare avanti tutto quello che è l'arretrato che riguarda la sanatoria edilizia. Possiamo dare un contributo in termini generali per lo sviluppo della città e iniziare a parlare del centro storico, delle prospettive future della città di Agrigento, anche guardando a lungo termine quelli che possono essere gli sviluppi della città di Agrigento. Quindi massima disponibilità da parte nostra. Auspichiamo, dicevo prima, un tavolo tecnico dove ci possiamo sedere insieme al sindaco, agli assessori che erano qua tra l'altro oggi presenti, quindi urbanistica e lavori pubblici, per programmare il futuro di questa città. Nel contempo abbiamo anche voluto sottolineare l'esigenza dei liberi professionisti che, specie in questo periodo difficile di Covid, hanno la necessità di interloquire con gli uffici tecnici comunali, e anche è arrivata una richiesta da parte nostra che è quella di disciplinare in modo chiaro e preciso in che modo i liberi professionisti, che poi fanno gli interessi dei cittadini, possono interfacciarsi con gli uffici del comune, quindi gli uffici urbanistica e lavori pubblici. Ci aspettiamo quindi e siamo sicuri che ci sarà una forte collaborazione con l'amministrazione comunale di Agrigento e siamo felici di poter dare il nostro contributo. Oggi visita all'Ordine degli Ingegneri, era doveroso anche venire a trovare quest'ordine di professionisti, per me è fondamentale per lo sviluppo di una città. Abbiamo discusso di tanto, o meglio, loro hanno 1000 proposte, sono ben disposti a aiutare questa amministrazione comunale. Di contro anche noi come amministrazione comunale, grazie anche alla mia giunta e ai miei 2 assessori tecnici, saremo disponibili a qualsiasi iniziativa in comune. Mi preme tanto che la città di Agrigento abbia finalmente questi progetti che da sempre sono stati quasi in dirittura d'arrivo e mai poi alla fine completati. Questo parlo anche per esempio della sanatoria. Ci sarà ora un'innovazione, un nuovo avviso, si lavorerà per completare le sanatorie e all'interno del comune, ma anche esternalizzando anche questo servizio in modo tale da poter accelerare i tempi e così finalmente raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati.
Ringrazio anche il Presidente e l'ingegnere Zicari, mi ha accompagnato da sempre nella mia attività di medico come ufficiale sanitario del comune di Porto Empedocle e adesso mi accompagnerà sicuramente come amministratore della mia Agrigento. Serata di paura a Messina per un vasto incendio in una palazzina, case evacuate. Fortunatamente non ci sono né vittime né feriti. A prendere fuoco una casa da tempo disabitata. Vediamo. Un vasto incendio si è sviluppato ieri sera a Messina, all'ultimo piano di un appartamento di via Conte di Torino, fra il viale Giostra e la via Palermo. Le fiamme hanno interessato un'abitazione disabitata dell'Istituto Autonomo Case Popolari. Paura per 5 famiglie che per precauzione sono state fatte allontanare. Le fiamme hanno infatti lambito gli appartamenti vicini. Solo oltre dopo 2 ore di lavoro i vigili del fuoco sono riusciti a domare il vasto rogo evitando conseguenze ben più gravi. Sul posto si sono recati anche la Polizia Municipale e i Carabinieri. Successo verso le 19:30 circa, no, loro erano in casa, mia moglie con i miei figli, ma io sono arrivato dopo che stavo lavorando. Quando sono arrivato già le fiamme erano quasi a metà e poi in 10 minuti ha preso fuoco pure casa mia. Siete dei miracolati praticamente, signora? Praticamente sì. Avete trascorso la notte in casa di amici, parenti? Di amici, sì, no, abbiamo avuto una grande solidarietà da tutti, dagli amici e dal vicinato. È successo che all'ora di cena hanno cominciato a sentire puzza di fumo, al che non si sono spiegati da dove potesse provenire e nell'andare ad affacciarsi hanno visto che le fiamme venivano dalla casa accanto che è in ristrutturazione e di fatto disabitata. Il vicino si è prodigato a chiamare, a bussare per farli uscire in strada e da lì a poco l'incendio si è propagato perché avendo i tetti tutti di legno è stato un attimo. Non si è potuto recuperare niente, assolutamente niente, tutto in fumo. Noi ieri sera abbiamo lanciato delle richieste di aiuto e devo ringraziare tutti coloro che si sono prodigati, ma veramente tante persone, il telefono continua a squillare ma non riesco neanche a rispondere alle milioni di telefonate. Adesso cercheremo di organizzarci per capire di creare un punto di stoccaggio dove la gente con quello che vuole può appunto aiutarci. Ma la cosa più importante è che ci sono 8 persone ospiti a casa da mia mamma in questo momento, mamma che comunque è anziana, che non sta bene di salute, che stanno lì con lei, quindi serve la solidarietà, ma serve anche una nuova casa. Serve una nuova casa. Mio fratello qui pagava l'affitto, erano in affitto perché volevano un attimino staccarsi da quella che è la situazione familiare, mamma, papà, insomma, ha 4 figli, volevano crearsi la loro famiglia. C'è un neonato nel mezzo, di cui non è che sta dicendo altro, per salvare il neonato, più che altro. Sono 3. Sono sbarazzati, non c'è roba, non c'è niente, vediamo 4 cose e non ne può mandare. Io ho fatto tutta la nottata a casa. Perché non sono andato a casa. Ricettai non si è buttato via, perché caccio anche fino a stamattina. Stamattina ha preso un'altra volta. È un'urgenza per i bambini avere una casa essenziale, sono 5 in famiglia, dove vanno? Cioè, ora che la casa non c'è più, dove vanno? In mezzo alla strada, se non avevano nessuno su cui contare, dove andavano? Il calcio dall'eccellenza in giù si ferma fino al 3 dicembre. Il servizio di Carmelo Lentini. Tutto fermo nei campionati di calcio dilettanti dall'eccellenza alla terza categoria. Il nuovo DPCM è chiaro e categorico. Se ne parlerà il prossimo 3 dicembre e solo allora si riprenderà l'argomento analizzando i progressi fatti in campo sanitario e quindi decidere di conseguenza. Una cosa comunque appare chiara. I vari campionati arrivati alle primissime giornate non potranno mai terminare nei termini prefissati dal regolamento federale. Le ipotesi sono diverse, ma appena 2 sono le più probabili. O recuperare il tempo perduto recuperando le rimanenti gare di andata negli infrasettimanali, oppure nel periodo invernale senza alcuna sosta natalizia di fine anno. In poche parole, un torneo continuativo senza alcuna sosta.
In ogni caso, nell'ipotesi di ripartenza dal 3 dicembre, i campionati riprenderebbero regolarmente il 6 dicembre, con il recupero il 9 dicembre delle gare previste per il 28 ottobre e rinviate a causa della sospensione del DPCM. Chiaro l'intervento del presidente della LND Cosimo Sibilia. Resto ha dichiarato dell'avviso che lo sport non sia tra i principali veicoli di contagio e che il protocollo attuato era già piuttosto rigoroso. Il ritorno agli allenamenti collettivi ci consentirebbe di avvicinarci alla normalità, per quanto si rimanga sempre distanti da quella che abbiamo conosciuto prima del virus. E l'Acregas, la compagine dei templi, seguendo il protocollo imposto dal DPCM, ha continuato ad allenarsi, ma in maniera individuale, in attesa di ulteriori sviluppi. Ricordiamo che Gambino e compagni devono recuperare la gara esterna con il Cussi Palermo e in caso di vittoria balzerebbe in vetta la classifica con 16 punti, scavalcando Mazzara e Canicattì attualmente a quota 15. Tutto questo in previsione del turno successivo che vedrà la compagine biancazzurra ospitare all'Esseneto i cugini della Pro Favara. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend. A presto.